Buongiorno followers, oggi è una giornata fondamentale per il nostro paese, soprattutto per il nostro territorio. Si saprà finalmente se le Olimpiadi invernali 2026 si terranno a Milano Cortina o Stoccolma. Sono pronto ad accettare sportivamente il verdetto di oggi ed è per questo motivo che andrò in bicicletta a Cortina. Ho fatto solo questa salita qua, sono già stanco, ma tranquillo che tanto mancano solo 50 km. Dai che gaffemo. Dai, ti ho detto dai. Io le dico si non sta su, che voi a persi non sta su. Due precisazioni. Intanto per tutti quelli che dicono bravi tutti con la bicicletta elettrica, ancora non ho usufruito della batteria. Seconda roba, questa tuta qua fa effetto sottovuoto, è molto più grande di così. Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Governatore, visto che è là comodo con quelli dei piani alti, faccia vedere questa stories. Ah, a Stoccolma non mi risulta che ci sia questo paradiso, non mi risulta proprio. Comunque la strada non era cortina, ma era lunga. Sono quasi arrivato, mi fa male, mi duole il lato B, perché non sono abituato a robe così lunghe, capite? Sono arrivato in tempo, sono qua a Cortina, qui c'è il maxi schermo, lo vedete? Fra pochissimo si scoprirà se va bene, benissimo, se non va, vai Mona. 2026. La città organizzatrice è Milano. Campane, festa grande, evviva! Canale, cosa stai facendo? Sto mandando una cartolina da Cortina. Ma per chi? Cose mie. Ma dai, mostrami No. un attimo, ma mostrami. Vai in Mona. Stoccolma municipio? Ah, era per ridere.